Il muretto scheggiato, le primule bianche, è quel che resta oggi della tragedia che si è consumata qui in via Baldrocco a Porcellengo di Paese, dove ieri sera, intorno alle 20:30, l'auto condotta da una mamma di 39 anni, Stefania Bonaldo, con a bordo la figlia di 6, si è scontrata con la macchina di un 19enne di Vedelago. Un botto tremendo, sono uscito e ho visto sto disastro. La donna è stata estratta dall'abitacolo in condizioni disperate ed è morta poco dopo al Cafoncello, ferite lievi per la bambina. Da mamma mi è venuto davvero una stretta al cuore stamattina. C'era questa bimba piccola, è stata soccorsa appunto dai vicini che gentilmente hanno capito la situazione e certo ci si mette nei panni, non è certo, questa è una tragedia, direi. Stefania era una donna vitale, energica, psicologa, era originaria di Treviso ma da poco residente a Volpago. La mamma Rosanna è stata a lungo volontaria del Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e di Rete Veneta. È a lei che è stata affidata ora la nipotina. La polizia stradale ha proseguito nel pomeriggio i rilievi. Non è chiaro nello scontro chi abbia invaso la corsia opposta. Entrambe le vetture erano a centrostrada, ma a rendere fatale l'impatto è stata per certo l'alta velocità, afferma il sindaco, anche lei oggi in sopralluogo nel punto dell'incidente. Conosco già, ma volevo capire bene la dinamica, vedere dove era venuto nella fattispecie. L'impatto è stato devastante, quindi sicuramente è imputabile alla velocità, purtroppo. Quella è una strada sottoposta a nostra attenzione costante. L'ultimo mese abbiamo elevato 20 violazioni per eccesso di velocità e altrettante anche nel mese precedente. Quindi noi li monitoriamo in continuazione. Purtroppo è una via in cui la gente corre e ci vorrebbe un po' più di senso civico. Il 19enne alla guida della Volkswagen Polo sotto shock è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. A suo carico la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale.